Eder. Mac. Pallister. Liliana Resinovic, duello a distanza. Visintin si dice rassegnato? Forse non sapremo mai. Sterpin rilancia, presto la verità. Nuovo botta e risposta attorno alla morte di Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto di San Giovanni. In televisione Sebastiano Visintin, marito della vittima, ha ribadito di non avere alcun ruolo nella vicenda e ha lasciato intendere la possibilità che la verità possa non emergere mai del tutto. A stretto giro Claudio Sterpin, l'amico speciale di Liliana, ha invece espresso fiducia. Secondo lui presto sarà chiaro come e perché la donna è morta. Due posizioni opposte che riaccendono un dibattito mai sopito. Il confronto mediatico si inserisce in un contesto investigativo che, a distanza di anni, continua a produrre elementi e controletture. Visintin mantiene una linea di difesa netta, respinge qualsiasi addebito, sottolinea di essersi esposto fin dall'inizio e, di fronte all'assenza di una verità condivisa, ammette lo spettro della non conoscenza definitiva. È la postura di chi rivendica la propria estraneità e al tempo stesso accetta che l'accertamento dei fatti possa non arrivare a una spiegazione incontrovertibile. Sterpin, al contrario, insiste sulla prospettiva opposta. Confida nel lavoro degli inquirenti e nelle verifiche tecniche, convinto che un quadro coerente sia a portata di mano. È la voce di chi legge gli elementi raccolti come tasselli di un mosaico che, una volta composto, indicherà con chiarezza un percorso causale e delle responsabilità. A fare da sfondo la cronologia che il pubblico conosce ormai a memoria: la scomparsa la mattina del 14 dicembre, la mobilitazione di amici e familiari, le ricerche e il tragico ritrovamento nel verde di San Giovanni il 5 gennaio. Da allora perizie medico-legali, consulenze di parte, rilievi, testimonianze e ricostruzioni si sono spesso intrecciati in letture contrastanti su tempi, modalità e contesto della morte, alimentando un confronto serrato tra chi privilegia l'ipotesi di un gesto volontario e chi parla esplicitamente di delitto. Nell'ultimo scambio, più che nuove rivelazioni, colpisce la distanza psicologica e narrativa fra i due protagonisti. Da una parte, la rassegnazione prudente di Visintin, che chiama in causa i limiti dell'accertamento umano. Dall'altra, l'ottimismo di Sterpin, che invita a confidare nel metodo investigativo. Due traiettorie che riflettono anche il vissuto personale di ciascuno, la pressione mediatica e la domanda collettiva di giustizia. Resta l'essenziale: il nome di Liliana Resinovic, una vicenda che continua a interrogare Trieste e il paese, e una verità processuale che, comunque si componga, dovrà poggiare su fatti, analisi tecniche e riscontri solidi. In attesa degli esiti formali, questo botta e risposta fotografa il presente, una storia in cui la memoria chiede risposte e le parole da sole non bastano più. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo. Sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però, come dicevo Liliana, la vita è bella. Per Claudio Sterpin però tu sai tutto. Ma guarda, ti dico, a queste cose non voglio rispondere perché ormai sono state dette talmente tante cose. E lui certe cose le ha dette una volta, dopo ha detto altre cose che Sebastiano e Liliana non hanno mai litigato. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. Le domande me le faccio, ma non riesco a darmi delle risposte. Tutti cerchiamo la verità, tutti cerchiamo di avere delle risposte. Purtroppo queste risposte non lo sapremo forse mai. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.